Buongiorno. Oggi, Buongiorno, oggi per la buongiorno Vittore. rubrica Voci da Speciale Cadore ospitiamo la signora Anna Maria Marta di Trevisan, presidente del consorzio delle Proloco del centro Cadore e del Cadore, diciamo, di tutto il Cadore. Signora, buongiorno intanto. Lei ha la testa di un'impresa abbastanza difficile, perché dirigere un certo numero, o perlomeno coordinare un certo numero di Proloco, dove ci sono tanti consigli di amministrazione singoli, non è molto facile. Ma qual è il ruolo del consorzio? Sì, buongiorno Vittore, buongiorno a tutti, grazie per l'invito che ho accettato con piacere. Diciamo che la mia è stata una sfida contro me stessa, perché credo fortemente nel lavorare insieme, nel lavorare uniti e quindi ho provato, ho provato il consorzio Proloco Cadore è formato al momento da 12 Proloco, a partire da Borca per arrivare al Campolongo, e si aggregheranno altre 3. Si sta lavorando, il presidente provinciale Davide Praloran sta appunto lavorando per l'aggregazione di altri 3 Proloco. Quindi sarà veramente il consorzio addirittura di Proloco più grande dell'intera provincia. Lo scopo, ripeto, è lavorare insieme per realizzare progetti territoriali ed anche per ottenere finanziamenti, perché in questo modo si riescono anche ad ottenere finanziamenti forti. Abbiamo realizzato già un progetto grazie a un finanziamento regionale su tutto il territorio, univoci per tutto il territorio. Noi siamo partiti con 2 obiettivi: la mia mansione, diciamo così, la mia carica durerà 4 anni, ne ho ancora 2 davanti, e abbiamo così pensato come mission, diciamo, di lavorare sia sulla valorizzazione delle tipicità locali della gastronomia, e anche e soprattutto su una parte un po' fantastica, magica, con l'attivazione, se si troveranno dei soldi, oppure anche con la realizzazione di manifestazioni appunto che abbiano come tema il fantastico locale. Allora, il consorzio non è una cosa fatta così in famiglia, ma è una cosa istituzionale, già Sì, istituzionalizzata. altro che è una cosa istituzionale e anche importante, perché appunto vengono riconosciuti anche i consorzi dei forti finanziamenti anche di carattere regionale e non solo. Quindi si riescono a fare delle cose. Una è stata fatta, ripeto, l'anno scorso è stato richiesto dal consorzio, dopo una specie di indagine, chiamiamo così, sul territorio, per sentire le esigenze, le necessità emergenti, e ciò che ne è venuto fuori era il bisogno di avere un libretto che parlasse del territorio, che lo presentasse in generale. Quindi abbiamo richiesto questo finanziamento regionale, presentando un progetto allo scopo di realizzare appunto un libretto illustrativo, cosa che è stata fatta. È stato un lavoro impegnativo, perché appunto fatto da volontari. Noi siamo il consorzio composto, come del Proloco, esclusivamente da volontari. È stato un buon lavoro. Eccolo qua, questo si intitola Cadore, una magia da assaporare, meta imperdibile e altro ancora. Sono 96 pagine, è un buon, a nostro avviso, biglietto da visita, scritto, rispetto, impegnativo, perché queste 96 pagine contengono appunto cose da vedere sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale, sia in inglese che appunto in italiano. Belle immagini, brevi testi e insomma un prodotto maneggevole che penso sia pronto per la prossima stagione, che spero che prima o poi inizi con Che le difficoltà inizi, del sì. momento. Ma Esatto, lei ha puntato molto sul discorso del magico, sì. del fantastico e del magico e del misterioso. Ma Perché?
Allora, dunque, questa è una cosa che personalmente, attraverso la Proloco di Pieve di Cadore, di cui facevo parte, di cui faccio parte tuttora, è stata una cosa che, diciamo, mi è sempre stata molto a cuore, per cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando, poi ho proposto questo per dare una continuità un po' al lavoro che avevo iniziato e che mi sembrava, anche sentendo poi avendo poi il polso della gente che veniva alle cose che erano state organizzate dalla Proloco, e quindi l'entusiasmo, la gioia di conoscere queste cose sconosciute a chi veniva in Cadore, ma anche a volte gli stessi cadorini. E quindi abbiamo pensato di riprendere per mano questo fantastico che è molto presente nella tradizione del racconto locale e dargli una propria connotazione e poi insomma proporlo sia ai locali che anche alla gente che viene e che ama questa parte, ama molto, devo dire, questa parte magica e fantastica che ammanta il nostro magnifico ambiente. È un valore aggiunto al nostro magnifico ambiente, perché ogni posto ha delle connotazioni proprio che parlano di gnomi, di folletti, di spiriti e cufolette, insomma di antica memoria, e anguane e vari personaggi, perché ce ne sono tantissimi, davvero tanti. C'è una bella carrellata di personaggi fantastici, appunto. A incominciare dalle anguane. Dalle Anguane, poi un Barbazucon, Barbazucon è una storia per esempio di Tai che è stata ripresa anche anni fa, e poi insomma vari altri personaggi, tantissimi, collegati anche a un libro del dottor Enrico Delotto che è stato ripubblicato da poco. Insomma, abbiamo un bel malloppo di cose. Ultimamente ho visto che anche l'Unione Ladina ha lavorato in questo senso, producendo del bellissimo materiale sulle fiabe, con un territorio diciamo più ampio rispetto a quello di cui si occupa il consorzio, però è una cosa che devo dire prende anche tante persone con cui ho avuto contatto, che lavorano e con cui stiamo anche lavorando, perché anche per la prossima estate ho i contatti con una persona con cui ho lavorato l'estate scorsa e in base alle disposizioni che verranno date, perché è tutto un po' sospeso nell'attesa di come si partirà, ma si sta valutando anche l'idea di fare qualcosa online se non si potesse partire, proprio di lavorare in questa direzione, perché prende molto le persone, davvero tanto, di ogni età. Molti di questi personaggi passano attraverso il carnevale, però. Ma non tutti, non tutti. Il carnevale ha una sua connotazione ben precisa. Alcuni sì, alcuni per esempio, anche all'interno del libro, ecco, diciamo che è un libro molto, questo libretto, lo rifaccio vedere perché è una cosa molto bella, pubblicizziamo un po', ripeto, con un importante finanziamento della Regione Veneto, grazie appunto all'appartenenza all'UMPLI, e una parte chiaramente è stata versata dal consorzio stesso, che non gode di grosse finanze, per quello appunto un lavoro importante che è da fare all'interno di questa realtà è proprio la ricerca di finanziamenti. Una parte centrale è proprio dedicata, che si intitola Cadore Magico, è proprio dedicata a dei personaggi associati a delle montagne e vengono, siccome appunto fa parte anche il Comelico del nostro consorzio, abbiamo messo proprio i narli associati ai Comerico, che sono dei personaggi che scendono delle montagne, che hanno appunto questo aspetto, un volto che ha la forma delle nostre magnifiche Dolomiti, e scendono a valle proprio durante il periodo carnevalesco, quindi proprio questo si è associato al carnevale, altri un po' meno, comunque insomma alcuni associati anche al carnevale, certo. Sono dei racconti, molti, che si raccontavano, passavano di voce in voce nei filò, nelle stalle di una volta. È vero. E questo è un rapporto che oggi non c'è più. L'Unione Ladina ha cercato di rifare un po' questo tipo sì. di collegamento con il territorio, ma abbiamo una popolazione molto giovane che non conosce queste cose. Per quello ritengo sia utilissimo questo tipo di discorso. Sì, e c'era anche in ballo che poi per tutto ciò che è successo è decaduto almeno per quest'estate, però io mi riservo di riprenderlo per mano, anzi noi, parlo proprio al plurale insieme a tutti gli altri componenti, il consiglio del consorzio, e l'idea per quest'estate, siccome è molto impegnativo attivare a valle
cioè ci vogliono tanti soldi, questo è il problema, perché noi abbiamo anche dei progetti nel cassetto, però almeno dei soldi ci vogliono, quindi di una certa consistenza. Non è così facile attivare dei sentieri, così, dei sentieri animati, ma l'idea quest'estate era proprio quella, lavorando insieme, di realizzare in via sperimentale dei weekend di fine settimana legati alle fiabe, quindi questo che era ciò che diciamo avevamo Prima del progettato coronavirus. prima del coronavirus. E l'idea era quella di cercare un po' dei finanziamenti, ma poi quindi era un progetto territoriale in cui poi ogni proloco organizzava all'interno delle manifestazioni tipiche questa cosa che legava tutto il territorio, quindi in un luogo magico di ciascun posto, perché tutti i posti hanno dei luoghi particolarmente vocati al fantastico, e organizzare dei racconti, delle letture animate, dei laboratori, e chi più ne aveva più ne mette. Quindi questa era l'idea di quest'estate, quindi attivare per un mese e mezzo dei weekend del fantastico, delle fiabe, che secondo me aveva un forte vigore attrattivo. Purtroppo la cosa è un po' Speriamo di decaduta, poterlo fare. ma sì, è rimasto lì nel cassetto, sicuramente per gli anni prossimi, in base, ripeto, alle disposizioni, perché comunque noi siamo chiaramente, come tutti, legati a ciò che dobbiamo fare, anche di più, perché essendo volontari dobbiamo avere anche la garanzia di una tutela. Tra l'altro voglio accennare un fatto: in questo noi non siamo come Proloco in generale, e Umpli non è fermo, perché stanno organizzando dei webinar di formazione, e addirittura lunedì prossimo ci sarà un webinar dedicato in cui saranno presenti i presidenti dei vari consorzi, e ci sarà l'assessore regionale Caner, che illustrerà appunto ai presidenti il quadro che va realizzandosi, il quadro che va realizzandosi e le sfide che dovremmo affrontare in questo scenario del tutto nuovo, del tutto inedito. Quindi è un periodo anche di formazione, di riflessione e di attese soprattutto. Ma questo consorzio si spinge anche oltre i confini del Cadore? Beh, ripeto, il Cadore è immenso, è grande. Sì. Noi chiaramente siamo in tanti, e sì, ripeto, da Borca a Ficomelico, e poi ci sono queste 3 realtà che si aggregheranno, quindi arriveremo, sono 12 Proloco, arriveremo a 15, è il più grosso della provincia comunque, ed si chiama Consorzio Cadore perché comunque speriamo che strada facendo si aggreghino anche altre, perché l'appartenenza all'Umpli è davvero importante per le agevolazioni che si hanno sotto tanti punti di vista. E come fa una Proloco ad associarsi a voi? Niente, chiede di associarsi al consorzio, e entra poi il presidente, entra a far parte del consiglio. Bene, insomma, noi abbiamo chiaramente il nostro regolamento, e non ci sono, insomma, non ci sono, adesso appunto ci sono queste 3, solitamente quando c'è qualche Proloco che vuole, cioè no, non la nascita, perché l'ingresso al consorzio è quasi, diciamo, quasi meccanico, è automatico quasi, cioè non è difficile. La nascita delle Proloco solitamente è curata da Davide, il presidente provinciale, che è molto attivo, molto dinamico, con una passione e un entusiasmo incommensurabili, devo dire, e va appunto nei luoghi dove c'è il desiderio di attivare una Proloco, dando tutte le spiegazioni del caso, perché lui è veramente preparato in questo campo. A volte sono andata anch'io, a volte no, insomma dipende dalla disponibilità di ciascuno, insomma, ecco. Ecco, noi chiudiamo qua il nostro incontro, ringraziando la signora per aver partecipato e ringraziando gli ascoltatori che ci hanno seguito. Allora,
Vi ringrazio e vi saluto con uno spirito molto entusiastico e ottimistico. Noi siamo tutti in pole position, le nostre Proloco e il consorzio, per avviare dei progetti non appena ci daranno la possibilità appunto di farlo. E io Grazie, credo molto su buona questo giornata. territorio. Grazie, Sì, arrivederci, buona grazie giornata. mille.